e parole e modi di dire che non si sentono più. Dopo che passo una giornata con i malalle a parlare sull'unzenese, quando ritorno a casa mi rendo conto di quante parole zeneisi non si dicono più e non si usano più, perché anche chi parla senese o la italianizzò quasi tutto per farsi capire dagli altri. Una volta o panti la nave accattata o feinotto, se ti volevi due bicchieri di jambon ti navi da salumè, dove bisognenti pigiavi e gei, articiocchi, o garbugio per minestrone, i puisci, i lumè, e basange, e se vuoi con dentro anche un manino lo feggio, qualche volta persa, e a una bugia per tomate. Se poi ti avevi da frutta ti domandavi di setruin, di bricoccoli, di brugnuin, di arselligne, di merelli, e di ste a pateca. E in sciapateca che anche in modo di dire, perché se uno ti piaceva, per non dire che cuffava angoscia, ti chiedivi, mi ti metti pateca. E questa è una espressione che mio nonno lo usava spesso, se non gli piaceva qualche dio. Anche in te case e cose si chiamavano con nomi diversi. In te cucine che a gratin, o tourtailleux, a cassa, a cassarea, o passin. O pesto si linguava con l'egua di vianda e se ti favi tucco ti dovevi girarlo di continuo perché non pigliasse scutiso. E donne quando dovevano lavare i drappi si diceva che favano a bugare e mettevano a giancare a bagno un tecun che quali scia e poi che favano a puligrina si dicevano con de macce e a fin arrugentava e in l'ultima arrugentoia gli mettevano una bugattina di turchinetto che gli desse tutti i riflessi azzurin che a roba sapeva più depulito perché altrimenti si diceva che era o cudo più goggio, anche o cudo più goggio le modo di dire che non si dice più se la roba non è proprio bella gianca, insomma da risplende. E dopo averla arrugentata veniva stesa in scettagge o in scede stendere e se il tempo lì un po' cuscì e cuscì ti dovevi stare attenta che non cominciasse a peginare o a sprinare. Anche di questi termini credo che non sia rimasto niente. E a proposito dei bugaici, che anche in modo di dire, se ti dici, ma mia, che ti vai a sentire cantare i bugaici, o se ti vai a sentire cantare i sigai, non li aguai bello, ti voleva dire che ti finivi a stagione, perché a stagione, una volta che hanno i bugaici che lavavano in tuo pesagno, e cantavano, e oppure che hanno anche tante sigai che cantavano in tuo besagno e quindi senti cantare a sigai che bugai voleva dire che ti andavi a fare una brutta fine e poi anche in tuo vestire perché gli uomini si mettevano il giponetto e le donne si mettevano le fadette del dato fadin se stava in casa tenevano scossà e sciarbelle e a proposito delle sciarbelle che attorno a un altro modo di dire quando uno le arrivò a cena meschin non le ha tanto ben messo per quello che ha bisogno economicamente se che devo la arrivò a cena con una scarpa e una sciarbella in te case che o bacanga a bacanga che hanno i padroni di casa che a mue o pue o fre a se o barba e a lalla o cujo a cujo e anche lì è torna un altro modo di dire perché cujo no cujo che in dall'erbo che voleva dire che ti potevi essere tanto amico di uno o anche parente ma in certe cose non ti dovevi intransigere non ti dovevi mai in faccia a nessuno e se poi te una figlia e non ti volevi muy fantina o metterci speruin ti dovevi cercare in galante che fosse un bravo garçon e che volesse via tutto in travaggio e qua di travaggiare e se poi ti volevi andare a fare una passeggiata appena creusa tutta circondata dai ciende con una caniggia che nasceva lungo le miage ti dovevi però stare attenta che non che fosse la solita vicina che guaitava delle georgie per poi andarcela in giro e magari dire che ti hai visto reciumà giusto in ta creusa attaccare una cienda perché poi al guai è un guai e tutti questi termini che penso che non ne sia rimasto ci manco un si ricordano stranamente di certi termini difficili ma che però proprio perché erano difficili venivano domandati più spesso tipo ma tu sai cosa vedi questo e allora messiao madonna grindun macramè e anche lui la gente sa più cosa magari vedi e a proposito di lui è anche facile che lui quando si ratellava un po' di salato ti mettevo lui per capello che non è proprio una bella cosa ecco
A me personalmente mi piaceva anche tanto quando si incontravano le persone un po' della certa età che si davano uscia. E quando i signori salutavano, che dicevano signoria, si levavano un cappello, oppure per dire che ti stavano a sentire, ci usciva che d'udienza. Era proprio bello, era un modo di dire anche elegante, sì, raffinato, elegante. E un modo però invece popolare, ma altrettanto bello, lì quando per salutate ti dicevano allegri, eh? E tutte cose che si sono perse. Ed è stato un vero peccato, perché poi in senese che hanno tante sfumature per spiegare una cosa, una situazione, un modo di essere. Basta pensare che a faccia le, poi vai a faccia, un muro o un'amica. Faccia è quella normale, un muro è quando ti gai da fare con cui le sfruntò e allora ti devi anche, ma che strasson de muro, quello lì. È giornata ancora di strasson de muro, so che nessuno è in giro. Amica, le ha invece per quelli impitini malavitosi, così, quello lì è una brutta amica, un'amica così. E poi anche tanti modi di dire, tante espressioni che però sono tutte piene di parole di gatto, che insomma si voleva anche dire perché in senese non sono mai volgari e brutte come in italiano, ecco. Ma guarda, se mi dovesse parlare così non mi capisce nessuno, è più facile che magari capisce anche lo spagnolo, magari anche perfino l'arabo. E a me mi dispiace di aver perso la mia lingua, perché la mia lingua riuscivo a esprimermi i miei sentimenti, il mio modo di essere, molto meglio di quanto non mi riesce in italiano. E credo che sia stato un vero peccato aver perso il nostro modo di parlare.